Se l'avessimo cominciato a maggio-giugno, entro 3 mesi si finiva. A causa delle acque alte, i lavori di realizzazione delle barriere provvisorie e rimovibili che dovranno difendere la Basilica di San Marco dall'acqua alta non si riusciranno a concludere entro Natale. Dopo anni di attesa e di appelli inascoltati, però la buona notizia è che il cantiere è partito e si tratterà di avere solo un piccolo supplemento di pazienza in più. È già una buona notizia che i lavori siano partiti. Una buona notizia, giusta la domanda, che i lavori sono partiti, le 2 imprese sono 2 imprese molto serie, hanno messo in campo delle maestranze, i lavoratori che hanno il senso di lavorare su un oggetto così prezioso come la basilica, quindi sono attenti al modo di lavorare e quindi diciamo il percorso è partito, insomma. Adesso bisogna stare dentro alle scadenze e insomma io auspicherei, credo come tutti quelli che hanno a cuore l'idea della città di Venezia e di San Marco, che le cose si possano concludere. Ovviamente il problema poi sarà la sicurezza di tutta la piazza. In Basilica si terranno comunque regolarmente il concerto di Natale e tutte le celebrazioni natalizie presiedute dal patriarca Francesco. Il professor architetto Amerigo Restucci ricorda però ancora una volta la complessità e la delicatezza dell'intervento di difesa dalle acque alte della cattedrale. Già ieri era presente una presenza di acqua alta che faceva sì che non potessero gli operai lavorare. Ora, nel caso di San Marco, la fede ci assista, ma c'è bisogno anche che soggetti vari contribuiscano ad intervenire e a far sì che, insomma, si possa dire al mondo, non soltanto ai veneziani, che la basilica è messa in sicurezza.